Tante idee, ma bisogna realizzarle. Torri di Quartesolo scommette sul PNRR, nome in codice di Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Tra le opere in attesa di un finanziamento, l'ecocentro e la palestra della scuola primaria da costruire ex novo. Ma il progetto più significativo è la ristrutturazione della scuola materna di Marola per trasformarla in asilo nido. Il PNRR finanzia il 100% dell'opera. Stiamo preparando un quadro economico per metterlo nella relazione e fare la richiesta entro febbraio, perché i termini scadono in quel momento. Contiamo di essere veramente fra le amministrazioni che potranno usufruire di questi finanziamenti. La struttura della scuola dell'infanzia di Marola va migliorata, rivoluzionata. Servono circa 2 milioni di euro che potrebbero essere finanziati totalmente dal PNRR. Questo permetterà anche di dare una risposta alle richieste delle famiglie della zona. Noi abbiamo già un'offerta di posti in asilo nido comunale. Con la ristrutturazione e la sistemazione della sede di Marola avremo probabilmente la triplicazione dell'offerta attuale. Ora la parola passa al governo che dovrà distribuire le risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. La risposta l'avremo a brevissimo termine, penso fra marzo e aprile di quest'anno. Quindi le somme, se saranno disponibili, lo sappiamo nel giro di 2 o 3 mesi.